Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli del nostro giornale. Lo stupro di gruppo a Palermo, confermato il carcere per 2 dei 7 ragazzi che si difendono con "lei era d'accordo". Polemiche dopo la scarcerazione del minorenne che ha confessato. La procura fa ricorso, deve rimanere in galera. Vera Schiopu come Valentina Salomone, l'autopsia sul corpo della giovane moldava chiarirà molti retroscena del delitto mascherato da suicidio. Intanto è stata fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo dei 2 romeni accusati dell'omicidio. Comunità ancora sotto shock a Francofonte, dove una mamma ha lanciato le figliolette dal balcone e poi si è buttata dal tetto. La separazione dal compagno forse all'origine della tragedia sfiorata. Una lettera di scuse dopo averli travolti. A Caltagirone il vecchietto che era piombato addosso ai clienti di un bar con la sua auto scrive al sindaco una lettera rivolta alla città. Mi rammarico per l'accaduto. Fiorella Mannoia incanta Zafferana, piedi nudi, atmosfera intima, cita Battiato e omaggia ai grandi cantautori italiani. Certe canzoni non le scrive più nessuno. E infine calcio, il Catania ha presentato la campagna abbonamenti di quest'anno, si chiama I figli del vulcano e monta già l'attesa per la prima in campionato col Crotone. Apriamo questa edizione del nostro giornale parlando ancora dello stupro di gruppo a Palermo. Lei era d'accordo. Dopo la violenza e le chat della vergogna, adesso gli indagati dello stupro si difendono dicendo che era stata la ragazza consenziente a condurli al Foro Italico. Una tesi che contrasta con le immagini però delle telecamere. Il Tribunale del riesame conferma il carcere per 2 indagati. Il minorenne confessa e invece viene scarcerato, ma la procura fa ricorso. Deve restare in galera e scoppia la polemica. Sentiamo Marco Gulla. È stata lei a condurci verso il Foro Italico ed era consapevole di partecipare al rapporto sessuale di gruppo. Uno dei 7 ragazzi arrestati a Palermo per la violenza verso una 19enne palermitana si difende davanti ai giudici del Tribunale del riesame respingendo tutte le accuse. L'indagato ha aggiunto: la ragazza avrebbe chiesto di deviare il percorso per non essere vista dal fidanzato che lavora in un locale del centro storico. Una tesi che però va in netto contrasto con le immagini delle telecamere di videosorveglianza in cui si vede la giovane trascinata a forza verso la zona dove si sarebbe consumato lo stupro, in questo cantiere abbandonato che vediamo nelle immagini. Associazioni e cittadini in questi giorni hanno manifestato per le vie di Palermo in merito a quanto accaduto. Se l'è cercata, guarda com'era vestita, era ubriaca, è colpa sua. Perché non è scappata? Come se non bastasse la violenza sessuale e fisica subita, ogni donna nei giorni successivi deve anche sopportare frasi come queste: un'ulteriore violenza, una gogna mediatica che tende in tutti i modi a colpevolizzare la vittima e assolvere i carnefici. È successo anche in questo caso, nel caso della ragazza di 19 anni stuprata da 7 uomini a Palermo. Siamo stanche. Crediamo che in questi casi siano le donne a dover prendere parola, con tutta la loro rabbia e con la promessa di cambiare radicalmente questa società. Uno degli altri arrestati ha ribadito anche durante l'interrogatorio lo scorso 4 agosto di essersi limitato a riprendere con il cellulare la scena e di non aver fatto del male alla giovane. La confessione del minorenne ha portato invece alla scarcerazione dell'indagato, che adesso si trova in comunità. La procuratrice per i minorenni, però, Claudia Caramanna, ha annunciato già la presentazione di un ricorso contro il provvedimento del GIP, ritenendo che si tratta di fatti particolarmente gravi e dunque il giovane deve stare in carcere. Ha raccontato per filo e per segno quello che è successo quella notte. È chiaro che ci sono molte cose che saranno oggetto di approfondimento e in questa fase non sia opportuno rivelare, ha detto l'avvocato che assiste il giovane. Ci sono indagini e interrogatori in corso degli altri maggiorenni e al momento è preferibile non dire altro. Ci spostiamo adesso a Ramacca nel Catanese per parlare di un altro fatto di cronaca dove la vittima è sempre una donna. Vera, una moldava di 25 anni, è stata prima uccisa forse in un'altra abitazione e poi spostata in casa per simulare quello che all'inizio sembrava un suicidio. Esattamente come accadde 13 anni fa a Valentina Salomone. L'autopsia adesso dovrà chiarire molti retroscena che gli investigatori hanno evidenziato nelle indagini sulla morte della giovane. Oggi ci sarà l'interrogatorio di garanzia per i 2 fermati. Natale Bruno.
Un'anomala impiccagione, il corpo con un cappio al collo che penzola ma striscia per terra, una vistosa escoriazione alla testa e altre contusioni sul corpo. Ecco perché gli investigatori sono convinti che la morte della giovane moldava 25enne Vera Schiopu sia una malriuscita messa in scena con i 2 romeni fermati con l'accusa di omicidio. Il retroscena dell'ultimo femminicidio di Sicilia, simulato in suicidio, passeranno dall'autopsia sul corpo senza vita della moldava, trovata impiccata sabato dai carabinieri chiamati dall'amico del presunto fidanzato della ragazza. Il corpo senza vita di Vera Schiopu è stato ritrovato all'interno di questo casolare, un casolare abbandonato, probabilmente utilizzato per le irrigazioni dei campi, e stava qua dentro, in questo locale, quando i carabinieri sono arrivati chiamati dall'amico del fidanzato della ragazza trovata senza vita. La procura di Caltagirone nelle prossime ore affiderà l'autopsia al medico legale. Già decisa la TAC e un esame per accertare il tasso alcolemico sul corpo senza vita di Vera Schiopu. Servirà a comprendere se la ragazza sia stata picchiata prima di finire con la corda al collo nel casolare abbandonato. La ragazza moldava, Vera Schiopu, abitava assieme ai 2 romeni. In questo secondo capannone che vedete alle mie spalle, dove ci sono anche dei cani, dove ci sono dei giacigli per gli animali domestici e dove probabilmente hanno vissuto per diverso tempo. Di Vera Schiopu si sa poco, anzi pochissimo. Viveva da un po' di mesi in contrada Polmone, in territorio di Ramacca, in questa abitazione di fortuna, assieme al più grande dei 2 romeni, il manovale che lavorava in campagna coadiuvato dal suo amico. Sconosciuta anche al primo cittadino, Nunzio Vitale, che in paese non l'aveva mai vista. No, io personalmente mai visti, ma ho chiesto a tanti miei concittadini e quindi neanche loro hanno mai visto questi ragazzi, tra l'altro mai frequentata la nostra comunità. In paese a Ramacca oggi non si parla d'altro, la moldava e i romeni, secondo le testimonianze di molti del paese, non lo frequentavano. Sta ragazza io l'ho vista in un periodo 2 volte. Era fidanzata con uno? Sì, erano fidanzate con questo caruso che stava a gioco. No, non l'ho visto, l'ho sentito parlare alla televisione, però come io vedere di presenza no. Mai vista? Mai visto. Sul fronte delle indagini, la procura di Caltagirone, il capo facente le funzioni Alberto Santisi e il sostituto Alessandro Di Fede depositeranno la richiesta di convalida al GIP. I 2 romeni in carcere sono stati raggiunti dal loro legale, l'avvocato Alessandro Lapertosa, che seguirà l'iter giudiziario. È stato lui a rivelare che la moglie di uno dei 2 romeni fermati gli avrebbe riferito che la moldava in passato aveva tentato il suicidio. Ed è un dramma della disperazione quello che vi raccontiamo adesso. Andiamo nel Siracusano, a Francofonte, dove una madre ha lanciato le figlie piccole dal balcone e poi ha tentato il suicidio. Luca Ciliberti. La disperazione di un momento forse frutto di un malessere covato da tempo, la provincia contadina isolata che spesso esaspera il disagio. Si delineano i contorni di una vicenda che ha dell'innaturale avvenuta a Francofonte nel Siracusano. Una mamma di 40 anni ha lanciato dal balcone del primo piano di questa palazzina nella quale vive le sue figlie di 3 anni e 18 mesi. Un gesto d'impeto. Secondo le testimonianze delle zie delle piccole che erano in casa, la donna dopo aver parlato al telefono in bagno sarebbe uscita di scatto in balcone e avrebbe scaraventato giù le bambine da un'altezza di circa 3 metri. Subito dopo sono arrivati i soccorsi allertati dai parenti. I vigili del fuoco hanno immediatamente sistemato un materasso ai piedi dell'immobile visti i propositi di suicidio minacciati dalla donna che nel frattempo aveva raggiunto il terrazzo sul tetto. Inutili tentativi di farla desistere da parte delle forze dell'ordine presenti. La donna tunisina si è lanciata nel vuoto tanto da procurarsi delle fratture. Le bimbe sono al momento ricoverate invece al Policlinico di Catania, ma non sono in pericolo di vita. La mamma è ricoverata all'ospedale di Lentini. La donna voleva separarsi dal marito, un 45enne di Francofonte, che da giorni, come testimonia l'avvocato dell'uomo, si era trasferito a casa di sua madre per evitare di esasperare il clima già teso in casa. Sembra che la moglie volesse tornare in Tunisia portando con lei le bambine. La signora era in casa con le 2 bambine, Dalila e Elisa, e 2 signore, 2 zie, alle quali comunque, che sono zie del signor Magnano, ma alle quali la stessa era particolarmente affezionata, proprio perché i parenti avevano paura di lasciarla da sola. Il gesto non si è consumato al culmine di un litigio, proprio perché il marito non si trovava qua, ma in un momento in cui sembrava
sembrava che tutto fosse rientrato. Sul caso indagano i carabinieri che stanno interrogando parenti e amici in cerca di ulteriori elementi utili a chiarire la vicenda e che stamattina hanno sentito la donna in ospedale. Non risulta al momento alcuna denuncia per maltrattamenti. Sbarchi senza costa sulle coste siciliane e arrivi che si susseguono di ora in ora. Supera quota 105.000 il numero di migranti arrivati in Italia dall'inizio dell'anno, di questi 2.000 soltanto nell'ultimo weekend. E sono migliaia i minori non accompagnati che non hanno adulti di riferimento e hanno spesso alle spalle storie e viaggi terribili. Lo conferma l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. A Villa Sicania, nell'Agrigentino, il centro minori è sovraffollato, tanto che il responsabile ha chiesto alla prefettura di Agrigento che l'ufficio minori tenti di affidarne quanti più possibile ad altre comunità in modo da rientrare nel limite di 150. Intanto sul territorio la situazione resta complessa, con sbarchi continui a Lampedusa e sistematici trasferimenti a Porto Empedocle, con il sindaco Martello che sottolinea la delicatezza della questione, precisando che la sua città non è un centro di accoglienza ma una località a vocazione turistica. E adesso cambiamo argomento. A Caltagirone l'automobilista piombato sui tavolini di un bar fa recapitare le sue scuse al comune ed ammette è stata tutta colpa del cambio automatico. Il vice sindaco Crispino racconta la scena agghiacciante che vi proponiamo in questo servizio di Tonino De Mana. Sbuca all'improvviso e piomba sui tavolini di un bar nel centro storico di Caltagirone dopo aver travolto tutto e tutti. Quella che vedete non è la scena di un film, ma la manovra di un automobilista poco avvezzo al cambio automatico e quindi protagonista di un incidente singolare quanto drammatico. Per fortuna non si contano vittime, ma solo feriti, 6 in tutto, anche se 2 restano ancora ricoverati all'ospedale Gravina per i gravi traumi riportati. Scosso il vice sindaco Paolo Crispino, che racconta la spiacevole esperienza vissuta. Quando si è proprio verificato l'evento, insomma, c'erano molte persone a terra sanguinanti, quindi insomma è stata una scena davvero agghiacciante. La fortuna è stata che curati dai sanitari si è registrata appunto una situazione meno grave di quella che si potesse pensare. Un paese sotto shock che, mentre si interrogava sulla dinamica, si è visto recapitare al comune una lettera. Destinatario un 76enne originario di Caltagirone ma da tempo residente nel nord Italia, scrive di suo pugno e dispiaciuto per l'accaduto, racconta che l'incidente è stato causato dalla scarsa dimestichezza con la vettura con il cambio automatico. Nonostante non sia stata assolutamente mia volontà a recare un danno simile, ha detto: chiedo scusa a tutti e spero di poterlo fare di persona molto presto. In pochi secondi so di avere cambiato la vita di alcune persone, ma anche la mia non sarà più la stessa. Abbiamo ricevuto una lettera di scuse da parte del conducente che ha dichiarato di aver commesso un errore, che il suo è stato un errore alla guida, ne prendiamo atto. L'aspetto più importante sicuramente è quello di non aver avuto una situazione ben più drammatica così come poteva accadere. L'investitore è stato denunciato dalla polizia municipale per lesioni colpose. L'effetto braccio impedisce di domare definitivamente il rogo di Monte Pellegrino. A Palermo, vertice alla regione dove si studia con gli specialisti come correre ai ripari. Manlio Viola. Ecco la situazione su Monte Pellegrino, la montagna che sovrasta Palermo a 7 giorni dal devastante incendio, mai spento del tutto. Nelle immagini del Corpo Forestale della regione siciliana appaiono chiare tutte le difficoltà che si devono affrontare per raggiungere le zone più impervie da terra e cercare di eliminare poco alla volta quell'effetto brace che praticamente ogni giorno permette alle fiamme di riprendere vigore. L'intera area resta sorvegliato speciale anche quando non brucia. Sulla vicenda il Dipartimento Foreste e il Corpo Forestale della regione siciliana stanno preparando una relazione al presidente della regione Renato Schifani, che vuole capire con precisione di chi siano le colpe, a chi attribuire le responsabilità di questa situazione incresciosa. E intanto il grande caldo imperversa sulla Sicilia e continuerà a farlo per tutta la settimana. Sarà colpa del bollino rosso proprio per il rischio incendi se non si riescono a spegnere queste fiamme? Probabilmente no, ma il caldo comunque non aiuta di certo. Da mezzogiorno di oggi comunque e fino alle 17 del 23 agosto Palermo
Palermo è una delle città che la protezione civile indica proprio a rischio. Sono segnate in rosso Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, appunto, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Verona, quindi 12 città che già domani diventeranno 16 e poi 17. Si aggiungeranno infatti Genova, Milano, Napoli e Trieste e infine Venezia dopodomani. E adesso lo spettacolo a piedi nudi nell'anfiteatro di Zafferana Etnea. Fiorella Mannoia omaggia Dalla e Battiato. Certe canzoni non le scrive più nessuno, le canto perché sono un patrimonio immenso, ha detto la signora della musica italiana. Il tour luce è proseguito a Noto. Tonino De Mana. Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Non poteva mancare la cura di Battiato nel vasto repertorio di Fiorella Mannoia che a piedi nudi e racchiusa in un lungo abito rosso ha incantato il pubblico di Zafferana per un'esibizione da brividi. Non solo canzoni ma anche sentimenti forti ed intensi, tanto da fermarsi per un attimo a puntare il dito verso nord. Questa è per Franco, lui non è qui, ma è qui. Ed il riferimento è alla vicina Milo, all'amicizia con Battiato e allo stretto legame di Milo con Lucio Dalla. Notte magica ai fianchi dell'Etna con la signora della musica italiana, padre siciliano e madre umbra, che ha entusiasmato i presenti coinvolgendoli in uno spettacolo nello spettacolo con il suo vasto repertorio e molte canzoni dei grandi cantautori italiani, da Ivano Fossati a Lucio Dalla, da Battisti a Vasco Rossi. Queste canzoni oggi non le scrive più nessuno, io le canto perché loro sono un patrimonio immenso. La sua è un'interpretazione che spazia da Besame Muscio a Messico e Nuvole, dalla Donna Cannone a Vieni via con me, da Felicità a Selli. Felicità, su quale treno della notte. Il tour luce di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, circondati da centinaia di candele, è proseguito a Noto per un altro bagno di folla e per un'altra performance illuminante ed illuminata. E su queste note noi ci fermiamo per una breve pausa e torniamo tra poco con il calcio. Ancora buongiorno e bentrovati, seconda parte del TG Sicilia, adesso ci occupiamo di sport. Il Catania ha presentato la campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024, si chiama I Figli del Vulcano e prenderà il via da oggi, mentre la società è ancora concentrata sul mercato. Sentiamo Marco Carli. Figli del Vulcano, si chiama così la campagna abbonamenti del Catania per la stagione del ritorno fra i professionisti. Prende il via da martedì alle ore 9, a 10 giorni dal primo appuntamento al Massimino col Crotone. Lo stadio rimesso a nuovo con i seggiolini e la numerazione rivista era necessario per procedere. Figli del Vulcano per la passione per i colori che si tramanda e per il simbolo l'Etna appunto. Lo stadio insomma come un vulcano. Nel particolare non c'è prelazione per i vecchi abbonati vista la nuova numerazione allo stadio e i tempi ristretti, ma è stata prevista una riduzione per i possessori della tessera dell'anno scorso. Non c'è purtroppo una finestra dedicata solo alla prelazione perché noi fra 10 giorni abbiamo la prima partita di campionato. Ci auguriamo che tutti gli abbonati dell'anno scorso, vista da domani mattina, sottoscrivano l'abbonamento. Ci sarà un abbonamento per gli under 12 a 20 euro per tutti i settori dello stadio, mantenute le riduzioni dell'anno scorso per under 18 e over 65. Alcuni prezzi, per la curva ad esempio, occorreranno 120 euro e 100 per il ridotto, 90 e 80 euro rispettivamente per i proprietari della tessera dell'anno scorso. Necessaria la card We Catania per sottoscrivere l'abbonamento. Si parte dalla capienza di 20.204 posti che potrà essere allargata. I presupposti sono positivi, dice l'amministratore delegato Grella. I risultati dei test, compreso l'ultimo con Ragusa, dicono che il lavoro da fare c'è, ma Grella pensa all'obiettivo del 1 settembre. Lì bisogna farsi trovare pronti, così come il Catania resta vigile sul mercato per altri eventuali innesti, oltre a Di Carmine e Quaini. Ci poteva stare anche un altro centrocampista con caratteristiche un po' diverse di quelle che abbiamo oggi a disposizione, forse un'altra punta sempre con caratteristiche un po' diverse per dare più, diciamo, scelte, opzioni al mister. Altre notizie, questa edizione del TG Sicilia termina qui, vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra informazione più tardi alle 13:30, grazie per averci seguito, vi lascio con Luca Ciliberti e la nostra rassegna stampa, una buona giornata.